ragazzi, scusate, ma in questi giorni sono stato un po' occupato con varie cose. Quindi mi sto settando anche di nuovo gli orari per le live. Quindi, Alan e chiunque si sta recuperando le puntate, un po' di pazienza, ci stiamo sistemando per offrirvi un servizio migliore e soprattutto continuativo. Allora, nel frattempo, buon pomeriggio a tutti. Io ho avuto delle informazioni sul Fantazio. Gianmarco è molto più avanti di noi, si parla di un 4-5 ore e ci sta naturalmente prendendo in giro su questo ogni volta che lo sento. Quindi noi adesso ripartiamo da dove siamo arrivati la volta scorsa. Vediamo se riusciamo a farci un bel tour de force. Vediamo se riusciamo a fare il più possibile. E vediamo di raggiungere lo stronzo. E in questo caso lo stronzo non è Francesco, ma è Gianmarco. Salutiamo Francesco se per caso si recupera questo pezzo. Allora, gioco tutto bene? Ok, ho avuto un attimo di incertezza. Allora, noi a questo punto andiamo a letto. Buon riposo, grazie anche a te, Gallica. Allora, io rimetto solo un attimo la chat. Ok. Allora, 11:09. さあいよいよ本年のモンタリオ盛況祭が始まります。まずはオーデン陛下より Ok, perché noi adesso Luis lo abbiamo ucciso. E quindi che si dice? Orden, tu puzzano tutti in questo gioco. しかしその前に皆へ提案がある。王族殺しの類なき今、信託の大半は私が預かっている。ましてや Hai detto che la 王 conservavi の魔法を soltanto. 破る仁義すら我が手にある。今後は無益な争いを繰り返すより新たな国家のため皆で建設的な議論を Sì, andrebbe fatto questo. べきではないだろうか。ここからは競争じゃなくて話し合いにするってこと？けどまだ勝負は。いや、もういいんじゃないか。支持は圧倒的だし。 Luis era al secondo posto, gli unici due candidati a cui le persone importava effettivamente qualcosa erano loro. Venendo meno uno dei due, l'altro in automatico pensa di aver visto. でも王座はこの大会で決まるわけじゃ。それはフォーデンがルイと競っていた時の話だ。この一人勝ちで今終わりにされたら巻き返すのは無理だ。おい、まだ勝負は終わってねえだろ。 Perché tu sai qualcosa dell'attentato al principe, Forden? 判断するのはあくまでも国民の意志だ。とは言っても早めの降伏を推奨するな。このままフォーデン様が王に、それなら国も安泰だ。フォーデン陛下安泰！フォーデン陛下安泰！勝利宣言をされてみろ。本当にフォーデンの場所を崩せなくなる。行くぞ。槍を取り返す。 La versione beta di OBS sembra stia andando bene, dai. 本人が手に持ってるんじゃすり替えなんて無理だ。強引に取り返すしかない。 Troppo 危険 pericoloso. すぎないか。今を逃したら取り返せなくなるぞ。危険でも行くしかない。 No, c'è un problema. C'è un problema. Oh! Cazzo fai? やはり槍を狙っていたか。とんだ忠義者たちよ。 Bella lui, mo vuole farci passare come i cattivi della situazione, giustamente. この人なんて乱れたマグラを帯びているの。気持ち悪い。この異教の娘が汚れた暗殺者どもめ、私利私欲で槍を奪おうなど Tu dovresti solo dirci grazie, 反逆である。 暗 sotto un 殺 certo 者。 punto di vista. それはお互い様じゃないのか。あの晩王子殿下を襲った黒幕はあんたじゃないのか。その罪をルイに着せ王宮から追 Ah, 放 già lo affrontiamo così, va benissimo.
根拠もなしに何を言うかと思えば。根拠でしたら根拠を申し上げましょうか。今さらそんな話がどうだというのだ。王家は滅び、ルイも死んだ。今や王はこの放電を置いて他にない。貴様放電様が黒幕だと赤を言うな。 No, quello è capace pure di peggio. Stai dicendo. フォーデン陛下、府中の輩に天罰を、仁義の槍で狼藉者におさらきゃ。 Si fighta? 見てみ。 Il gregge. Appunto, il gregge. ルイを殺し王に押し上げてくれたこと大義だ。 Bell'esempio del cazzo che dai. Chi è contro di me ha torto e deve morire. Mi ricorda qualcosa. Strano. Qualcuno che dice di avere la verità, di sapere cosa fare. E dice ho ragione io, tu hai torto e ti ammazzo per questo. 最初から全部正教のあのゲス野郎の企みだったってことだ。俺を Che cazzo di prove vi serve a voi adesso? Chi è mo questo? La signorina Cigno. No. Chi è? Chi sei? Si qualifichi? Nani mono da? 祭りには見せ物が必 Che 要だ。 cazzo sei? 会いに来てやったぞ。フォーデン。 Ma com'è possibile? Ma era morto. 確かに死んだはず。 Tu sei morto. だが同じことよ。自ら死に現れるとはな。この死に損ない目が今度こそ迷わず Come caccia le abilità? Ma caccia un archetipo. 神罰を受けるがよい。 Non lo puoi colpire. Non lo puoi colpire. Anche perché un'azione del genere ha fatto salire immediatamente il suo indice di popolarità. 貴様に食らったようだ。なんだと。その槍は貴様と同じまがいもの。 Colpo di scena? Attenzione. お前はここだ。 Ok, quindi il pezzo e me continua a essere lui. Come hai fatto a sopravvivere? E Ford, ciao ciao, tanti saluti. Tu come fai ad essere vivo? Scusa. Scusami tanto, eh. そんなバカな。 No, ce l'avete davanti. Tu vai un attimo fermato. Eh sì. Eh sì, eh sì. 兄貴、ルイ様が生きてる。 Ma com'è possibile sta cosa? 民衆よ、聞いていたであろう。フォーデンこそが王子暗殺の首謀者であったとな。私に罪を着せ、玉座を奪おうとしたゆえ天罰を与えた。汚れた大教主など王にふさわしい。 Ma tu come fai a essere vivo? 言葉も出ないようだ。 Avevamo ucciso mio cazzo. 死んでいなかったのか。 Aspetta. そういうことになる。なぜだ。なぜ。 Era d'accordo con lui? フォーデンの手下が Sì, 死を確認した。 quello che c'era sull'aeronave il giorno prima. それはあの男のことか。 Che cazzo sei tu, mo? ソルバ Ma li ha fatti sparire. 大聖堂で死人どもに命じておいたのだよ。 Che cazzo ho fatto? Ma qua tornano tutti quanti in vita, non ho capito. 運び出せ。いずれフォーデンは排除する予定だった。
その足がかりとして潜り込ませていたのだ。 E quell'occhio che c'è in fronte? 槍は胸板を貫いたはず。その通り。このルイを相手に見事だった。だが命を奪うには少しだけ運が足りなかった。人体と臓腑は私の得意分野だ。傷は深くとも心臓が無事なことは一目で分かった。 L'occhio è un po' こ inquietante, れも no? ルイ様の持つ天運よ。そこで一計を案じたんだ。偽りの死亡確認をし、オーデン一派を欺いてやった。その後ルイ様は一晩ゆっくりと魔法で傷を癒された。 元来 Non me l'aspettavo. Bravo Re Fantasio. Sentivo Gianmarco eccessivamente eccitato, ora capisco in parte il perché. せっかくの余興だ。人生最 Minchia, 良 se の dopo 10 minuti è successo solo questo, tra un'ora e mezzo, che cazzo succede? なぜあなたたちが本物の槍を？槍はフォーデンに渡ったはずでは。巡りの悪い連中だ。そばで見聞したのは私だと言ったの。お前たちの贋作とすり替えるくらい造作もない。気づかれていたのか。いや、ゾルバを仕留め損なった時から全てが L'hanno messo in saccoccia, ma proprio 特別な槍の一つや二つ手下が得たからなんだというのだ。死んだならこのルイもその程度であったというだけの。信じられるのは常に己の力のみだ。その証に見よ。予定通りフォーデンは死に、槍は我が手にある。危険を全て承知で俺たちを minchia, ha rischiato tantissimo, però si è giocato ottimamente le sue carte. Questa cosa è innegabile. お前たちは私から魔法の設計図を盗んだ。だがあんなもの役に立たなかったはずだ。だから殺すことにこだわったのであろう。呪いの術者を殺して解除するために。それはすなわち呪いを受けた本人がまだ生きているという。 Non lo sapeva che il principe è ancora vivo. 競技会の最中に私を狙った。わざわざ厄介な王の魔法の庇護の下で生きてるのだな。賢き王子殿下。王子はどこにいる？ No. 言わぬな。 No, no, no. No. Questa storia si sta mettendo un attimino male. Oh, ma sono dei bambini. Deficienti. 巻き込むな。選ぶった老人どもは我先に逃げ、子供が残されている。これが聖教。 Lui fermo. Lui fermo. Anche loro? Ok, però loro finalmente hanno capito un attimino che cazzo di pezzo di merda è. Ma ce la fate a contenerlo? 連中にお前たちがかばうどんな価値がある。そうだけどさすがにこれは違うだろう。ルイ様。そう。お前たちでもこうなるか。 Ragazzi. Ragazzi, lui è cattivo proprio. Quando dico cattivo dico proprio pezzi e me. No. No, dai, non morire tu. Dai. No, neanche l'altro. Dicevo che nessuno dei due deve morire. No, se l'è preso tutto. Oh, Dio santissimo. No. Stavi sul cazzo, rompevi i coglioni ai
dubitato di noi dal primo momento ed hai fatto benissimo, però no così. 今頃分かったよ。 Capivi prima, だけが怖い。 non buttavi il sangue. 力でお前の人生がマシになる。そう思ってた。兄貴。けどさ、弱いやつ切り捨てて、どうやって誰かを守るんだ。俺だってバカ。悪かったな。 No, sta buttando il sangue, 兄 sì. 貴もう喋んな。 Sì, sì, sì. 中で店ありかもな。好き歌で聞きながら。 Luigi, in tutto questo, se li volessi ammazzare, no, che stai aspettando a gli dare il colpo di grazia? Chiedo, Cioè, ce li hai tutti vicini, tutti distratti. Attaccali. Oh. No, è morto. おい兄貴 Ecco, vedi? Mi riferisco un attimo e なんと do un consiglio a Dragon Age o 早いではないか。 chi ha scritto Dragon Age. Io ho visto qualcosina. あんたいっつもそうだ。強いやつ Diciamo che il mondo dei fiorellini e dei draghetti con gli arcobaleni, no, e non solo quello. 俺たちはそんなあんたに夢を見た。本当に強いやつが生む。 Questa è una trama matura anche per ragazzi e ちっぽけなもん。 per persone a cui piace ascoltare belle storie. けど違う。あんたは夢なんかじゃない。あんたはよ。 Dai, caccia all'archetipo, dai. なんだよ。殺すのを汚れるって感じねえ。 Dai che già c'ho il ruolo per te, già so cosa devo farti fare. 俺たちが何より嫌いな。 Anche se tu avrai un'altra classe nuova. ルイス様の手を煩わせるまでもない。ここは新たな力を手に入れた私が。 Faccio vedere a te Cocoa, Zorba. Tu è il mausoleo maledetto. 急げ。構うな。お前には重要な仕事がある。おい、芸家を殺めた下手人どもを捕らえよ。やったの私らじゃないけど、 Ho capito, ma non siamo stati noi. バジリオ来なさい。うるせえよ。兄貴が。あの野郎に兄貴が。無駄死になんて許しません。お兄さんを置いていくんですか。 Sì, 今は一緒に引きましょう。 il porcellino là sopra. Non ho avuto modo di esaminare gli oggetti che hanno portato. Non sappiamo neanche le reliquie che hanno portato. A me quel porcellino continua a ricordarmi qualcosa. Perciò vorrei vederlo più da vicino. おかえりなさい。一応無事に済んだわ。お墓。本当はもっと立派なやつを頼みたかったけど、それだと盛況式のしかないって言われて。アルタベリーだからな。その顔を出せずすまない。騒ぎから逃げてきたばかりだからな。ゾロゾロ言ったら最悪突き出されかねない。故郷で弔ってあげたかったわね。よりによって盛況のお膝元なんてパリパス族の見送り Di は se sta andando 本当はもっ correttamente. と歌ったり Schermata 派手に踊 penso らせる si stia vedendo 平気っす bene. よ。ついこの間まで軍属だったんだ。 Faccio così. くたばる場所なんて選べねえってことは兄貴も分かってた。ジュナさんにいてもらえただけで上出来だ。バジリオ。 Ok. Fatemi sapere se si vede meglio o peggio. 唯一の家族を失ったんだ。ところで遠見の鏡は確認したか。呪いは。残念だけど解けてなかった。やっぱりフォーデンとは別 No, quindi è stato lui, dai.
だがフォーデンは黒幕であることを完全に認めていた。つまり Luis c'entra con il rapimento comunque, sa qualcosa della formula, ma non c'è Forden dietro, c'è qualcun 実際に altro. 呪いをかけた張本人そいつを見つけ出して撃たない限り呪いは Mor... その心配ばっかでいいのか？王子が生きてることルイの野郎にバレちまったんだろう。 Penso che dobbiamo correre dal principe e vedere se possiamo spostarlo, perché そう簡単に見つかる場所じゃないわ。慌てて下手に見に行ったりしない方がいいと思う。ですが真犯人を見つけようにも私たちだけじゃもう手がかりを。姉さんにもう一度会って話聞いてみるしかないかも。a questo punto sì. 事情とか知ってる可能性あるし、動き出すのは明日からにしましょう。今夜は Credo che sia qualcosa di trama, 必要だわ。 paragonandolo a One Piece. Come la scoperta che dietro il governo mondiale ci fosse Im. Secondo me c'è una situazione del tipo Chiesa Santista che è stata messa lì per illudere le masse e cercare di rovesciare il governo in qualche modo. Con Forden che ne era il punto massimo, ma in realtà qualcuno alle spalle che colui o colei a sto punto che davvero 生きてんのか？ vuole salire al potere さっき ha innescato il tutto. まさかルイみてえななんか仕掛けしてたとかか？なんだよ兄貴、俺はてっきり。バジリオ、悪い。こっから先は Secondo me tu sei un attimo confuso. なんでだよ。無理だって。兄貴がいたから俺なんて兄貴の背中を追いかけてここまで。何言ってんだ。お前は強いよ。迷ってばっかりだった俺とは違う。バジリオ、弱い奴らを守ってやれ。俺にじゃなくて、お前自 Archetipo 身に Fidelio. そうすれば、俺はいつでもそばにいる。兄貴。そんな顔するな。じゃあ、最後にいいか。 Vai che ti risvegli, vai. Vai che ti risvegli, vai. 聞かせてくれよ、バジリ Basilio, オ。 vai. お前の決意をさ。何時喪失に惑う人憂い揺れ抱え Blocca classe, dai. 立ち止まる Blocca archetipo cazzuto che mena. 道 Il を Berserk sei. Eh sì. Tu stai incazzato, t'hanno ucciso tuo fratello. C'è la sciona. 兄貴の兄貴に託された俺が引き継いだ。 Dillo. この俺自身の願いありがとう気高き別れを選びし人これよりは恐れも不安もあなたの光何時王道を照らす輝ける星よ目覚めなさい A me piacerebbe sapere se davvero sta immaginando tutto lui o si sta manifestando grazie a ciò che ci sta dando una mano. C'è qualche entità, qualcosa che ci sta un attimino dando una mano. C'hai anche tu il cuore in metallo inox 1810. Quindi cosa siete? Degli androidi alla fine? 兄貴。 Faccio vedere. Bello grosso. Sì, sì. Cazzati come una bestia, vai. Sì, sì. Tu mi darai tante gioie. Tu sei un discendente della famiglia di Junpei, secondo me, eh. あのことの後じゃ意味もないけど俺。バジリオスさんのマグラの流れが
これは Si 私 attiva. たちと同じ力。 Tipo se fosse, non so, come il concetto di coscienza in Pinocchio. È la prima cosa che mi viene in mente. あんた Quando acquisisci questa potenza riesci a collegarti al Magla e a risvegliare sti poteri. 本当にありがとうございました。 兄貴よ、世の中そう捨てたもんでもないみたいなさ。 25 minuti e davvero è successo tutto sto po' di roba. Basilio, il forzuto lottatore legato da un giuramento fraterno è ora tuo alleato. C'era un che な non んと non いう c'è. ことだ。なんなんだあの槍は。フォーデン様が撃たれるなど想定外だ。しかも偽物のごとく観衆の前で。ルイめ、楽しんでいる。さすがに何か策がいるでしょう。でないと支持者の心はルイにはなびかずとも正教から離れかねない。速やかに後継を立てるほかあるまい。だが必要なのは強い指導者ではなかろうて。連れて参りました。お呼びでしょうか。レナ、お前に頼みがあ率直に言おう。出馬してもらい。 Oddio, potremmo avere un'infiltrata dei Nitro. この娘 Tua が sorella è con noi. 陛下の後継。 Andate in amore d'accordo. 王騎は確かか。ありえませぬ。第一後継は陛下の右腕であったこの私こそ。現実を見よ。強いかどうかではない。そなたには人心を引きつけるものがない。レラ、お前はどうなんだ。到底受けきれる話ではないだろう。それは。レラ、 Mo switch. 賢いお前ならばわかるであろう。今迷い子たちには正しさよりもすがれるものが必要なんだ。民に寄り添う政治。もとより女王にと望む声も少なくない。レラよ、受けてくれるな。あまりに急な話で。無論我々も全面的に支援する。次戦も当然そなたに有利な条件となるよう計らおう。しかし私に女王になる資格など。よい。頼んでいるわけではない。それとも横暴なあのルイが王でもよいというのか。それは。おい、えらいことになったぞ。さっき正教の連中に聞いたんだけどよ。フォーデンの後釜、誰が出んのかと思ったら聖女レラ様って話だ。 Punto esclamativo sulla sorella per piacere. 発表される。 Ah, フ o ォ tu. ーデンの Vabbè, 弔 grazie. いも済んでおらんのに後継ぎ問題。それもレラを担ぎ出してくるとは。権威より人気か。なりふり構わなくなってきたな。だが意外と賢いかもしれない。けどよ、あのレラ様が自分の意志でルイに勝って女王にって話なら血眼で止める必要あんのか。いや、自分の意志なわけないから。女王だなんて姉さんの胃が爆発しちゃうわよ。操り人形にされようとしているんでしょう。命令を断れなかったのかも。参ったわね。話聞きに行くどころじゃなさそう。けどつまり競技会は続ける気ってことよね。じゃあレラの件と一緒にすぐ次のお題の発表かしら。まずいな。 Ma se noi dovremmo fare la prova. フォーデンが集めていた支持が意外と割れずにレラに引き継がれるかもしれない。ルイだけじゃなく正教まで持ち直して
二強の状態が崩れないことになれば割って入るのは厳しい。王子を玉座へ戻すにはもう単に呪いを解くだけじゃダメかもな。確かにな。ルイとレラ、王家とのゆかりのない二人が1位と2位。人気の力が権威を上回ったと誰もが実感するだろう。殿下自身も支持争いに勝たねばもはや民が納得せんだろうな。それにそもそも殿下の存命がルイに知られてしまった。居所は割れていないがもう安全じゃない。難問だらけですね。どうしますか？要人を守る方法なんざ一つだろう。軍が昔からやる古典的な手だ。影武者を立てんだよ。お前王子に似てんじゃなかった？ A me anche sta cosa mi è parsa un pochino strana dall'inizio, che sta somiglianza l'avevo un pochino notata. 王族を語るなんて死罪じゃない。でも悪くない案だと思う。あんたね、ちゃんと考えてる？さすが兄貴も認めたクソ度胸だ。まあ心配いらねえだろう。消えてた王子の今の顔がちゃ Ci んとわかる。 facciamo in modo che sia il colpevole a farsi avanti in qualche modo. こいつはエルダ族なんだぞ。王家は代々クレマール族。見た目以前の問題だ。それなんだろう。実は本物の王子殿下にクレマールの角がないのは個人差ではなく、エルダ族の血の巣だという Diciamo il fratello del principe? 私もはっきり聞かされたことはない。だが正直上流社会にいれば一度は耳にする噂だ。つまりあえてエルダ族が王子を名乗り、本物のこの駅士が追認することで権力者にももしやと思わせる迫力が出るわけか。もちろん影武者本人に覚悟がなければとてもできることじゃない。Ah, sono assolutamente d'accordo. Io sono il 自分 principe. こそが王子だ。 Vai, こんな感じかな。 facciamolo uscire fuori allo scoperto, sto pezzo di でも前 merda. 向きだなんて逆に心配になる。覚悟を andiamo. 受け取った。前と君には頭が下がる。私もその手にかけるとしよう。よし。なら明日の発表の場で名乗り出るぞ。それが一番多くの人の目に触れるだろう。 Ok. Tutta a venire in mana a sto punto, ci facciamo due risate. こいつはピッカピカに磨き上げてやんねえとな。例のやつそろそろ気合い入れて仕上げるが、こいつにばかり賭けはさせらんねえからな。 Ora si sblocca il volo. Dai. いい？ Allora, terminiamo i preparativi in città. Pensiamo a domani. Ma ricorda che i monaci guerrieri ci tengono d'occhio. Finiamo di fare acquisti al Ponte del Cielo Terzo e torniamo al trasmettore. Innanzitutto, Basilio. Eccolo qua. Il Berserker. Berserker, non riesco a dirlo, ragazzi. Berserk. Ok, va bene così. Lui possiede varie tecniche che ne aumentano notevolmente la potenza d'attacco e travolge i nemici con potenti attacchi contundenti. Quindi tu meni pure pesante. Colpo battente. Carica. Impatto frantumante. Legami di sangue. Urlo di battaglia e frenesia. Urlo di battaglia è a tutti i nemici, quindi è ottimo. Come abilità sintesi. Isterico, distruzione smodata. Placcaggio guerriero. Ignora le resistenze, ottimo. Ed è a tutti i nemici. Ce l'abbiamo sia singolo che in coppia. Ok, ottimo. E giustamente per gli altri la classe non ce l'abbiamo ancora. Ok. Allora, andiamo a vedere un attimo in città
Che cosa succede? Allora, possiamo già vedere qualcosa? Guarda dove stiamo andando. Vabbè. Vabbè, lui sta morendo. Signor Re, salve. Allora, io posso fare qualcosa? C'è qualche quest qui? Vediamo un po'. Allora, a questo punto prendiamoci un po' di mag. Ah no, qui è per scambiare i soldini. A quanto ce lo fai? Un bel po'. Allora, taglie non penso ci siano. Dopo la giornata di domani. Allora, qui non possiamo andare. Cambio mag. Vediamo più che altro qualche oggetto. Allora, pillola del saggio, ambrosia. Abbiamo comunque soldi, però attenzione, abbiamo trovato un po' di soldini. Un paio di ambrosia, perché no? Rimuove tutti i malus dagli alleati. Senti. Io nel dubbio mi piace viaggiare con le mie cosine a posto, quindi questi ce li prendiamo. Va bene così. A questo punto torniamo sul trasmettore e ce ne andiamo a dormire. Allora, salviamo, così ci siamo tolti un altro blocco di storia da mezzo. Ciao Basile. Vai. Ora sono curioso di capire la terza prova dopo tutto quello che è successo. Che cazzo dobbiamo fare? Oh. Stiamo sbloccando il link? Caccia i punti, dai. Mi è piaciuta la risposta. Siamo arrivati fino a qua, abbiamo fatto 30. Tra poteri, situazioni, cose che stiamo scoprendo, ma diciamo che non è più quella di una volta. Siamo arrivati su di un carro. Non sappiamo effettivamente prima qualcosa del nostro protagonista, Allora, un attimo solo mi sono perso. Ok. Ah, ok, avevo letto bene, allora scusatemi. Allora. Pensavo strettina di mano già adesso, va bene. Ecco qua. Dai gioco, ce la puoi fare, dai. 見ろ、例の少年候補だ。ルイを殺すために裏切っていたとかなんとか。
persona nella folla taci. 殺されたのはオーデン様でしょ。そうだが正直何が何やらエルダ族めやはり災いを招く種族ということか。俺たちにどういう評判が立つかは読めなかったが、思ったより悪目立ちしてるな。王子殿下に名を出せば変わる。そう信じるしかない。レラ様が来たぞ。噂本当だったのか。Cazzato nero. 皆さん、混乱の中来ていただき感謝します。聖教府のレラ・シグナスと言います。本日お集まりいただいたのは Alla fine accettato. 亡きフォーデン・ゲイカの後 Però forse è un bene questo. するためです。恐れ多いこと Dobbiamo です。 solo vedere di riuscire a parlarci in qualche modo. この国の王に女王になることを目指す所存です。少女様が女王に。これで安泰だ。聖教に栄光あれ。途中参加なの？ルイといい途中からは卑怯じゃない？王に選ばれる条件はこの競技会に勝つことじゃないからな。公平も何もないのさ。うまく利用した者勝ちだ。いい完成。姉さんの人気ちょっと眠くなってたかも。この場所からでもとても大きな魔力を感じます。さすが神一番の魔法治療をなさる方ですね。これはフォーデンの後釜くらい十分務まりそうだな。認めんぞレラ。 Ecco. そうなんだ。政治に関わったことなど皆目ないであろう。なのオーデン様の Un よ altro うに cadavere. Facciamo un altro. 認められん。私は生涯をかけ神とフォーデン様に忠誠を誓ってきた身だ。私こそご意志を継ぐにふさわしい。ギド様、おっしゃることはわかります。ですがこれは聖教府の意志でもあり、お集まりの処刑よ。このようなものに情が務まるとお思いだろうか。国が乱れてからでは取り返しがつかぬ。代わりにこの私が聖教の代表として立とうではないか。 Si separa e fonda la sua chiesa? 名前忘れられてるけど正直目立 No, った。 non ti cagano proprio. あい Benissimo. つ地味なんだよな。拝むならレラ様の方が華やかでいいな。というかオーデン様が王子様を殺したとかいう噂、あれ本当なのか。 No, lui sta in una bruttissima posizione. Consiglio aveva ragione. Non è lui la carta su cui giocare. 私はあの凱旋者、ルイの？ Salve. Luis, mica hai portato un altro umano. Dai, per piacere, no. Eccolo. Signore e signori, sto cazzo è arrivato. 相変わらず Lato. 無意味な諍いに励んでいるよう一体何の用です？ Pensavo per sbaglio avevo attivato la chiusura della live, scusate. だな。正しい競争の提案に来た。正しい競争？民はもう気づいている。こんな催しは聖教の独りよがりな茶番だと。王もお前たちもなぜ人々に嘘を教える。この世には力に頼らぬ賢い分かち合いの法がある。そう言っていつも自分勝手に罪や Su 弱者 questo を non hai torti. Carissimo Luis. 世は今も無法の混沌を脱してなどいないとな。ふさわしいのは実力の勝負。それを制してこそこの時代の王にふさわしかろう。 Riusciamo anche a giocare un altro po'. 何をする気です？殺し合いを解禁しようではないか。殺し合いを解禁。 Ah, bene. まさか王の魔法でも解くつもりか。はっ、できもしないことを。王よ、
すでに見たであろう。貴様の魔法を破り命を奪う神器が使われたことを。槍は我が手にある。このままならば勝者は私だ。だがそんな不公平は望みではなかろう。私も同感だ。この世に神がいるなどという嘘を私は語らない。王よ、貴様はどうなのだ。どういうつもりだ。あやつ一人勝ちできる状況を自ら手放すと言いたいのか。C'è un altro piano in mente lo stronzo. 自分の取り分じゃねえのさ。あれがルイだ。奴には嘘ってもんが全くねえ。どん底這いつくばってる時にあれを語られるとよ、思わず夢見ちまうんだよ。そして気づけねえんだ。嘘も矛盾も全く許さねえなんて奴は狂ってんだっていうことにな。ルイ・グイアベル、奴にグイアベル人らしい過去というのはあるんだろうか。そうは言ってもあの槍さえあれば誰でも殺して回れるんだろう。じゃあフォーデン様だけじゃなくレア様も。そんな全王陛下、何かお言葉を。皆さんご安心ください。たとえこのままルイ一人だけが力を持つことになっても、私は一方的にやられはしません。たとえ国が無法の地となっても、私が必ず皆さんを守ってみせます。さすがフォーデンに飼われていた話。ただの人の良い聖女などではなかった。さあ王よ、分かっただろう。求められているのは真に公平な勝負。無用の足かせを外す時だ。 Cazzo, il re risponde. Salve re. 喋ったぞ。大聖堂以来か。フォーデンの死で私の指示は陰ったか。わかるであろう。愚かな競争ごっこの間にも世には怪物や不安がはびこらんとしている。Non hai torto. もはや闘争の時代だ。貴様は止められなかった。愚かな王に代わり私が公平な世界を取り戻してやる。なるほど。もはや力を否定せぬものばかりか。よかろう。今より火の魔法を解くものとする。Ovunque voi siate, non siete più protetti adesso. Questa cosa l'abbiamo usata per quanto possibile a nostro vantaggio fino ad ora. これもまた試練である。真の王を志すならば打ち勝ってみせよう。Gli occhi. Quindi ci meniamo subito. 候補者を包んでいたマグラの気配が消えました。魔法の庇護が失われたんでしょう。これでこの槍ももはや不要。 Ok, dalla a lei allora. Cammino. 聖教の迷い子どもよ、嘘は払われた。神などいない。 Ciò non toglie che sta lancia è fatta di un materiale che riusciva a sorpassare la magia del re, quindi anche un dettaglio da non dimenticarci, eh. 陛下は守っといたなら、これでようや王子の敵はこのルイではなかった。つまり貴様はこれからは純粋に私と王を争うために挑んでくるわけ。ようやく本当の貴様と向き合えるな。瀕死の病人を玉座につかせるなど馬鹿げた未練。叶いもせぬ理想は捨てん。
王のよう Ecco. Hai parlato tutti, mo parliamo un attimo noi. 何が叶う我らにも覚悟があるルイお前を玉座になど座らせないなぜなら正当な王位継承者がここにおられるからだ Vai, vai, è il momento. 我らの候補者として立っている彼この方こそ亡きユトロダイウス5世陛下の御着手身に受けた呪いの真空を押して悪を討つために立たれたユークロニア王家最後の王位継承者王子殿下その人である王子殿下嘘でしょ殿下は亡くなられたはず Aspetta, mo facciamo le prove, aspetta. 気でも触れたのかそうやつはエルダ族だろうがその通りだからこそです殿下本人と真に面識がある者にはこの意味がわかるはず確かに否定はできませんねレラ姉さん私は王子殿下のお体を実際に診療したのでわかります Ok, ci sta tenendo la palla lei. Va bene. もういいでしょう王子殿下にはエルダ族の血が流れておいでですご聖母はエルダ族の女性だったと Ce l'ha servita proprio per bene. 王子様は Poi alla fine siamo davvero il principe e in realtà quello che si è beccato la maledizione è nostro fratello. Oh, lo butto così. 様が王子かこの私とレラの面前で強胆なことよ確かに言い返せ今の背格好を知る者などいまい死んでいたのだからないいだろうそういうことで構わんこれで晴れ王位を争う者の戦いですな王子殿それぞれくだらん理想とやらの型をつけるがいい王都に勝ち残った者を待つQuesto è in testa. Gli altri candidati non lo preoccupano più, soprattutto se non rappresentano una minaccia diretta. La lancia l'abbiamo recuperata, quindi comunque ci può servire per il cavaliere. E siamo in terza posizione. Ora per tutti siamo il principe. Nome in codice, il principe. 僕の座を譲るもはや武力の争いになるお前にルイの相手が務まるのか警護の長でありながらフォーデン様を守れなかったあなたの言えたことですか Suka. お下がりください Suka. お前になら務まるというのか力比べが望みならこの場で決してもいいのだぞ Difendiamo noi? Che c'è? 魔法が Si è scaricato? Non funziona più. 起こらんなぜだ信徒の前でこれ以上の無様は困ります Lei è molto più forte di quello che sembra, eh. Culo? 今の茨の鶴あれって姉さんお集まりの皆さん皆さんは今恐れや不安に押しつぶされそうなのではないでしょうかですがご安 Che 心く buona, ださい sì. 聖教はどんな時も皆さんの拠り所私が皆さんを守ります祈りましょうコージュラ La patocina. そうよ皆様ならこの国だって治療してくださる Cazzarola se 様 poteva. さえ信じていれば心に平安が訪れるのよレラ様レラ様ああコージュラ
気をつけてください。マグラを感じます。ただの演説じゃない。Ok. 魔法に近いものです。 Però non è una cosa buona se ha questo colore, eh. 取り除いてあげるの。恐れや不安を浸水して No, grazie. 不安を何かに Siamo messi bene così. もう二度と悩まずに済む。フォーデン様は聖教を搾取の道具にしていたわ。権威の醜さや不公平を教えでうまく覆い隠してね。でもだからって聖教は誰の救いにもならなかったわ。本当の救いって何かしら。神はいない。自分の力で自由に競え、それが公平な世の中。そんなルイの言葉を怖がる信徒たちは愚かなの。レラ様、あんた。私は本当の意味で国民を救済する。悩ます何の不安もない。そんな生活を永遠に送れるようにね。だからって恐れや不安を魔法で抜き取って、こんなのが救済ですか。何も考えられなくすることが。この国はずっと昔からやってきたことよ。あなたたちこそ私に正義を問えるの。彼が王子？本物はもう虫の息でしょ。だって呪いはまだ解けていないものね。Che l'hai messa tu, figlia di 前に教 bottana. えたでしょ。王子の呪いは術者の魔力で持続する。 Ah, è stata tu, 向 Baldracca. こうの状態だって当然伝わってくるわ。待ってください。聞き違いでしょうか。あなたが殿下を治療なさった。あなたがいてくれた Per か non ら essere scoperto. なんとか死なずに。あら、伝わらなかった？あの晩、あなたが背中を切りつけた相手は私だ Figlia って di 言った。 buona madre. Per questo diceva di non riuscire a ricordare il momento. 魔法が巡らされてます。 Sì, è la stessa magia che c'è sul principe. 嘘。なんで？姉さん、あの事件の年はまだ12歳で。そうよ。だからまだ少年だったルイの犯行に見せかける狙いも簡単に叶ったわ。ただ死の呪いのはずが邪魔されて不完全にかかってしまった。つまり図面なんてないのよ。もう私自身も解けないわ。 A sto punto possiamo usare la forza. 術者を殺すしかないわね。 Fai partire il fight, vai. 聖教を背負った者として王爵は絶対に渡さない。ルイに Però cosa ti ha spinto a fare effettivamente tutto questo? 思い出深いあの場所で待っているわ。聖教の過ちが眠る場所。あなたならわかるはず。 Io volevo dialogare con te, trovare un accordo. あれって。 Capito? Guarda che già se n'è andato. Non c'è più. Proprio stop. Ce la filiamo? Sì, sì. Sì, sì. Tanto in città a questo punto se riesco a rientrare per le quest, ma non c'era niente. Ok, scappiamo leggermente con molta velocità. Capo di cazzo. No, basta andare giù e selezione premia su 3 secondi. L'ho detto prima, l'ho detto.
に住んでんだ。時間だけはあったからな。じゃあ今日は失敗したらあれだぞ。もう命 Quindi funzionerà. いいんだな。信じるよ。このままで命ねえしな。同感だ。違いない。てか飛ぶ凱旋車初めてじゃないし。私はVai, attivalo, vai. 叶えてみせろ。今こそ。 Vai, vai. やってやるよ。空のてっぺん見せてやら。 Fai l'uccellone con le ali, vai. C'è un problema. てめえ自身の技術を信じろ。今だ。 Ok. Sì, sì, funziona, funziona, funziona. Oh, bellissimo. Poco cazzo che mi ha acciappato. Si potrebbe dire. Zucca. Come lo fai ora? E aggiungi le ali, punto. A posto. Gli dai la giusta aerodinamicità e lui vola. A posto. Mi vado più velocemente sulla mappa adesso? Adesso abbiamo un aerovettore, giustamente. Ok, questo a livello di gameplay cosa ci porta ad avere adesso? 乗り心地落ちなくても死ぬまであるなって思ってたけど、なんか山場越えたら割と快適になってきたわね。 Soprattutto come seleziono dove andare. Penso stessa maniera. あの小さく見えるのが街。あんなに狭いのか。人なんて危険に怯えてひっそり身を寄せ合ってる存在だな。はあ、ヒヤヒヤだった。無事飛んだからよかったけどねえ。やってくれると信じて Forza dove andare? No, è finito il gioco? Scusa. 正直背中を押してもらえたおかげだ。ありがとうよ。それでこれからどうするかだが。すぐにでもレラ様を。レラを追うべきだ。 Vener. 時間はもう。彼女が言い残した聖教の過ちが眠る場所というのは多分 Dai, una che lo sai, dai. 学院だわ。今は近づく人もいないし、跡地って言うべきかしら。 Quindi in questo mondo c'era un'accademia di magia, è vero, già ce ne avevano parlato, se non mi sbaglio. 途中で飛び出しちゃったけどね。王立魔法学院。王国の魔法研究の最高学府だった場所だ。ジュラさん、学院にいた頃のレナさんはどんなものだったの？まさか Come una bizzocolo. Per non dire una grande zoccola. 気づいてなかっただけなのかな。私もあんな姉さん初めて見た。Se il nemico l'ha corrotta e ne ha preso il controllo. 協力し合えるかもって思ってた。後釜と言ったって姉さんはフォーデンとは違う。誰かを傷つけたいなんて絶対思ってないんだから。そう思ってたのに、知らないところで王族殺しを。そんなの信じられない。なら一刻も早く行くしかねえ。場所も分かったんだ。今言ったこと全部本人にぶつけりゃいいっすよ。拙者たちに異論はないが、お主の覚悟も聞かせてくれ。間違いなく犯人なら撃たねばならん。呪いを解くために。Quindi sì. Qual è il pulsante per premere? Sì, sono quelli. Mi spiace, io ci volevo parlare, l'ho detto prima.
avremmo potuto trovare un accordo per risolverla diversamente. Non è stato possibile, quindi switchiamo il personaggio con te, non c'è problema. ジュナさん。どうした？さっきから悩んでいる風だが。あ、いえ、そういうわけじゃ。ただ聖女様のマグラを身に受けた時、少しだけ気になったことが。ごめんなさい。うまく言葉が。忘れてください。Ok, quindi noi adesso possiamo un attimino muoverci. Ah, quindi andiamo direttamente là. Ok, penso che un altro po' riusciamo a fare. Allora, si va in bagno, che può servire. Io una cosa posso considerare come spoiler, mentre parlavamo ieri su Discord con Gianmarco, era in un punto e all'improvviso si è trovato davanti dove vendevano i fagioli rocciosi, quindi molto presto, molto presto. Allora, le nuove ricette sono queste qua: genera una barriera per un attacco fisico. Ah, ok, ok, va bene. Stufato ambrato, che non abbiamo ancora mai fatto. Ah no, mo è proprio, senti, salva e vieni a fare il combattimento. Va bene, vabbè, come volete voi. Allora, ci andiamo qua. Siamo in incarichi noi, però ne avevamo queste e ci possiamo andare un attimo. Ma vedi un attimo che noi non abbiamo limiti di tempo. Io ti aspetto lì. Ok. Allora, dov'è la questo? È nella zona qua. L'aereo vettore non me lo fai usare come voglio io. Sì, rotta verso tua sorella. Oh.モンタリオの冬山は厳しい。この立地では初雪を過ぎたら麓に下るのは難しいだろうな。なんだってこんな場所に？私もよく知らないわ。ただ Un altro drago? ドラゴンがいるからなんて噂を聞いたことがある。ドラゴン？つまり竜神様のような？竜神様がマグラになって槍に吸収されるのを。I draghi comunque sono importanti. 生物とは違う。失われた世界を今に伝える証人。その研究のためにこの場所にしたって話を。まあ全部もう過去の話だ。Non sono creature in carne ed ossa, sono testimonianze di un mondo perduto e l'Accademia si trovava qui per studiarli, credo. レイラはなぜ聖教に？自分の居場所をめちゃくちゃにされて、普通なら憎んでもおかしくない。そこはきっと私と同じだな。家の呪いとでも言うべきか。
実家のシグナス家は正教の養殖を代々出してるすごい家なのよ。姉さんはそこの長女。正教を拒絶する生き方なんて。そういう定めを彼女はどう思っていた？誇っていたのか？頼まれれば殺しまで受けてしまうほどの。そんなわけ。聞いてみましょう。こんな距離からもうマグラの気配。今までにない強い乱れを感じます。いよいよ近づいてきたみたいだな。王立魔法学院跡地、今や佇まいとも呼べぬ残骸を晒すばかりのありさまが雪雲の隙間に覗く。山麓に開けた平原に凱旋者は降り立ち、新雪の最初の足跡をうがつ。皆静かに、しかし確かに感じていた。降り立てばきっと聖女レラが待っている。かつての学び屋を背にして。Deve morire, ma non penso muoia. Che pure per la chiesa, mo avete sostituito qualcuno. Questo mo è un dungeon. E ci darà tot giorni per farlo. 待っていたわ。要件は言うまでもないな。殿下を救うため。Oh, ci veniamo stesso adesso. 姉さん、せめて教えて。なんで襲撃なんかに手を貸したの？私の信じてた姉さんは嘘だったの？あなたらしい思い上がりだわ、ジュナ。所詮、あなたはシグナスの娘じゃない。上流貴族のシグナス家が社会貢献を印象づけるためだけに気まぐれに拾ってきたただの。Ah, era tutto organizzato. あなたが長女の私と通じ合えてた？ Tu veramente sei una zoccola? Possono le zoccole scusarmi per averle paragonate a lei? Questa è proprio una... 私が間違ってた。このジュアニ・シグナス。1秒だって人生を他人に預けたりしない。No, che vuoi credere? Ma che vuoi 私 credere は信 qua? じる。私が今信じているあなたをね。姉さんがフォーデンに頼まれたくらいで誰かを暗殺？ Tu o sei posseduta o ti è successo qualcosa? フォーデンは死んでいて。 O stai palleggiando per qualche motivo? 違う？隊長さん。Devi aver avuto i tuoi motivi. Spiegane un po'. 俺も正直信じがたい。王族殺しなど死を覚悟しての行動だ。12の Era pure piccola. 命より大事な事情など。命より大事。そうか、ジュナさんか。は？私のため？どういう妄想？そんな。私。Ok, quindi sei buona. そんなことって。そうだとしても。なら。 Scusate, mi fate capire qualcosa pure a me e a tutti quanti noi per piacere. 顔石を見ると、あなたは今第2位です。大教主の死で散ってしまうと思われた信徒の支持をあなたは引き継いだ。もうルイとの決戦にだけ備えて身を隠していれば、他の誰も私たちだって手が出せなかったはず。なのになぜここへ招いたかですって。あなたたちに問うためよ。大切なことを。ルイを退けた者は王座を得るでしょう。でもあなたたちは残された聖教信徒。ルイの世界では死ぬべき弱い人々。Hai fatto anche tu il trabocchetto? 朝ゆえに好かれず行き場を失って信仰に至る人たち。それを自由の名のもとに突き放すつもりなら、そんなのはルイと同じよ。 Vorrei salvare tutti effettivamente. Basta solo rimettere a posto un attimino il regno. 王となるなら愚かで好まれざる者たちをも救う力と覚悟がいる。あなたが何者だろうとそれを確かめずに死ぬ気はないわ。この気配、もしかしてそれは。そう、滅亡戦争に使われ
この地に封じ Ok. られていた神器 Un'arma あな draconica. たの島の槍と同じドラゴンを滑る武具。ドラゴンが強大なのは人が根源的に抱く御せぬ自然への恐怖、不安そのものの具現化だからよ。 No, non vedi che mi butti in bocca al drago così all'improvviso? E portami un attimo a cena prima. No, non fare uscire un drago, per piacere. Oddio santissimo, ma drago dei ghiacci. Quindi posso almeno sistemare la squadra prima. 古き世界を終わらせたその力、今こそ我に示せ。 Ma così 弱さや愚かさが悪徳ではない国、それをなす覚悟と力を見せてもらうわ。姉さん、いいぜ。あんたは文字通り命をかけてんだ。答えるのが仁義ってもんだ。さあ強国のソグネ、滅亡戦争を招いたる五色の竜の一柱、その猛威を再び。 quindi effettivamente ciò che è accaduto nel tempio dell'isola è la stessa cosa di quello che sta facendo lei. Quindi c'erano queste reliquie, questi oggetti che erano in grado di richiamare queste entità, questi draghi. Quindi nel bastone del re c'è il dragone supremo, quello super incazzato e nervoso. Ora però io a te, tu non eri programmato, però io un po' di fuoco ce l'ho. Scusami, a questo punto vai draghetto, vai. Vai draghetto, così. Iniziamo ad aumentare un po' la difesa tutti. Noi non ci viene un bel danno qua. Allora, se riesco a chiudere un attimo una sigaretta, abbiamo guadagnato un turno così. Ok, ottimo. Allora, datemi giusto 2 secondi. Allora, 2 attacchi. No, continuiamo a batterlo così. Ok, gioco calmo. E ti abbasso un altro po' la difesa. Mandami un messaggio, c'è barriera. Oh, porca puttana. Allora, dobbiamo rimetterci un attimino in sesto. Fermi tutti. Fermi tutti. Fermi tutti, mani in alto. Tu ti attiri tutti gli attacchi contro. Tu a questo punto io avevo qualcosa per rompere le barriere. No. Martello dissolvente, no. Martello polverizzante, no. Ok, non lo calcola come bonus, ok. Vabbè, sempre una pergamena.
Talismano della ripartenza. Ok, ho letto io un pene per un altro nel vero senso della parola. Allora. E adesso... devo fare così. Ora. オンに切るすまない優香が凍傷状態攻撃力が大きく下がってる様子を見ないと脱出し感謝する Vai. 覚悟はいいか突き抜けろ Inizia ad andare giù. これなら Ok, e io te li riscendo di nuovo, non c'è problema. Ok, ottimo. Allora, 攻撃力が大きく下がってる mi alzo un attimo. No, vabbè, già abbiamo una difesa a 2. A posto. かかってくるがいい Tu vieni da me. 加減はしない Ma a sto punto questa non te la posso fare. 他の A やり方 questo は punto tu l'annulli proprio. 他の手を使って王者の魂をここに Spero che questi non me li faccio やめておこ usare, う vabbè. ウィザード落ち着こう Vabbè. これで 凍える Però vediamo così, non c'è problema, guarda. 私に力を Mettiamo un po' di regen a lui. さすがだなカンフーマスター E tu continua a menare. Però ci hai mancato. これなら Ok, noi ripetiamo, senza problemi. Allora, 体調が凍傷に攻撃力が下がっちゃってるなすべきことのために alziamo la difesa a 3. 優香が凍傷状態攻撃力が Curiamo. 癒しの力よ助かりましたオンに切るすまないお覚悟を No. Devo provare eventualmente così. 今のは急所に Vabbè, almeno ho crittato. 試させてもらうぞ Così c'ho il secondo turno e gli dico di attaccare a me. 体が重い これなら Ok. Va bene, va bene. 体調が Allora, 攻撃力が下がっちゃってるこれは ありがとうござい li ho comprati prima. ます優香が凍傷状態 Scusami. 攻撃力が大きく下がってる Allora, tu curi. 助かったよありがたい感謝する貴族としてカンフ Tu, ーマスター tu ci fai scendere la difesa così ti facciamo perdere sempre un 死の turno. 誓いとともに英霊の力をなすべきことのために Conviene farlo entrare adesso o dopo? やめておこう Ok. Va benissimo. Allora, かかってくるがいい qui これなら tanto il turno lo perdi tu. これなら Ottimo. 優香が Allora, 凍傷状態 facciamo così per esserne ancora più sicuri. それ
Prendiamo questo a lei. 感謝します。多分これも巫女の力と呼ばれてきた能力。交代を。よし、やってやるわ。最善を尽くさないとな。 Ah, noi stavamo pure indietro, è vero? 王者の力強みに破れ。 Scusami. 前に出る。何かの力を示す。その程度。 Metto così. 詰めるよ。立て直す。 Ok. 助かったわ。 Secondo visto che non ti posso menare più con le magie. これなら。 No, questa è brutta. Facciamo più male, ma ci fa molti danni. Uca. Allora, se ne facciamo anche noi molto di più. Innanzitutto, e ti fai un bel 108, capi? Tu. Vediamo gli attacchi. E io. Puro. Ok. E se medi. Culo. No, sei stronzo. No. No, no, no. No, vado meglio dietro. Allora. Devo tirarmi gli attacchi. Devo. E sperare che almeno un turno mi reggi. No, non mi reggi un turno, non mi reggi. Cazzo che botto. Non ancora, non ancora. 凍える。これを使おう。 È la stessa identica cosa. Identica. No. No, c'ho un problema. C'ho un problema. Sì, c'ho un enorme problema, sì. Io questa non la posso risolvere. Vediamo se riusciamo a fare qualcosa qui. Vabbè, va bene. Così riesco a fare. Concentrati su di me. Basilio, reggi solo un turno, per piacere. Uno. Prometto che ti faccio scendere. Va benissimo. Allora, vai indietro. Alziamo lui. Due attacchi. Vai, usa questa. Cazzo, l'ho lasciato avanti. Devo lanciare un aumento a difesa a tutti quanti noi.
cazzo però, hai rotto i coglioni. Tutto 3/4 di minchia. Perdona che te lo dico. Allora, Medi, vediamo se riusciamo a riprenderla. Che non ti faccio danno da un po'. Tu vai indietro, ti abbassi la difesa, aumento della difesa per tutti. Ora resistete un pochino, bravi così. Sei stata un po' birichina, questa è stata da stronzi, ma va bene anche così. Allora, tu lanci Medi. Un altro turno dovrebbe reggerci. Aspetta però, aspetta, a questo punto, visto che mi hai messo la debolezza, faccio così e mi prendo un mezzo turno. Tocca a te, proclamazione del paladino. Ok. Va bene. Questi coglioni, con sta mossa. Ok, va bene, però stiamo reggendo. Allora. Cura tutti. Sì, Pierluigi, guarda, io penso, guarda, da un lato, se non mi vedono giocare Re Fantazio e le persone se lo stanno giocando, io sono più contento. E io ti ringrazio che ci guardi uguale, Pierluigi. Tutto bene? A te pensavo prima. Ci sono stati dei cazzo di risvolti di trama all'improvviso, non si è capito niente. Che si dice? Non ci sono stato manco io nell'ultimo periodo, quindi di sera non ho fatto live. Ed è stato molto strano, effettivamente. Allora. Ora sto affrontando un drago delle nevi apparso, diciamo, all'improvviso. Stavo perdendo il fight, ero rimasto solo col protagonista con poca energia, però piano piano sto riuscendo a recuperarla e forse farla al primo try. Forse, chi lo sa? Chi lo sa? Non ti fa un cazzo lui ormai. Allora, facciamo così. Così ti faccio perdere sempre il turno per... Ci alziamo la difesa a 2. E finiamo. Oh, sir, buon pomeriggio barra sera. Sto bene? Ok, dai, riesco a reggere i danni, ottimo. Ho visto la trama di Re Fantazio, ovviamente zero spoiler. Devo dire che non è male, anche se avrei preferito avessero usato di più. Venga, Pierluigi, posso dirti la verità? La sequenza che ho fatto prima è stata bella piena di pathos, intrigo, mistero, morti, sangue, feriti, sangue, buchi nello stomaco e tante altre cose. Mi piace, anche se così in modo tale da poter dare anche la possibilità a chi non sopporta troppo il sangue. Veramente un titolo per tutti questo, secondo me. Ah, ti sei svegliato adesso, cucciolo? Tutto bene? Io continuo a farti perdere un turno così. Questo è un gioco che le persone devono giocare, no quel cazzo di Dragon Age. Porcaccia la miseria. Allora, c'ho un diavolo per capello. Ho visto a casa di un amico un paio di giorni fa Dragon Age. Ragazzi, no. No, per piacere. Brodolo
Ciao Sbrodex. Tutto bene? Finalmente domani i polacchi partono. No, rotti coglioni. Tornatevene a casa. Fate stare tranquillo, sir. Porca la miseria. Allora, ne curiamo. E fine è qua. Il piano funziona. Poi ti do botta. Io però come sono messo? Ok, non abbiamo malus all'attacco. Ti rompo il cu. 120. Ti faccio scendere la difesa a 2. Questo è ottimo. Proclamazione del paladino. E via. Il problema è che poi fra 4 giorni arrivano 2 gruppi tra polacchi e ungheresi, saranno 49. Vabbè, solo dai, può darsi che siano persone tranquille, persone a modo, personcine giuste e corrette come te. Mamma Carmina. 49 come sir, tutti nello stesso posto. Oh mio Dio santissimo, è un incubo. Ah, tu dici Payday 3 perché stavamo parlando di merda, giusto Francesco? Sono stato abbastanza sagace da cogliere la citazione? Gustoso. Abbiamo una definizione un po' diversa di gustoso. Però va bene, confermo. Ok, grazie mille Francesco. Ma vaffanculo, un piano perfetto gettato così al vento. Devo alzare la difesa. Questo non mi sta fermando dall'essere a livello 100. No, perché a te comunque il franchising piace. Ti piace il gioco, ti piace fare le rapine perché sei un lestofante. Quindi giustamente ti stai dando, e me ne sto rendendo conto quando ne parliamo di Payday 3, che ti stai dando molti pizzichi sullo stomaco per quello che stai vedendo. Tra i suggerimenti che ho trovato dicono continuamente di tenere pronti buff e debuff, che nell'ultima parte del gioco sono vitali. Ma già adesso per Luigi io se non li stavo utilizzando ero morto già numerose volte. Sono riuscito a recuperare il fight giocando un attimino di intelligenza. Quindi approvato, voto 10+. Allora, vorrei fare un doppio turno ma non riesco più a crittarlo. Non riesco a togliergli gli scudi. Devo andare così, con calma e tranquillità, piano piano. Ma perché lo shooting è divertente, altrimenti gli obiettivi sono tristi. Ah boh, Francia, almeno dai. Cioè, sta una cosa che ti fa divertire, quindi sto livello 100 riesci a farlo pure un attimino più tranquillamente. Io continuo a menare nel frattempo. Prima o poi lui cadrà giù. Allora però ragazzo, tu sei nuovo, sei entrato adesso in squadra, però non mi puoi missare tutti questi attacchi contro un drago. È un drago, è grosso. Come fai a mancarlo? Come? Dimmi tu. Se faccio così, mi si incula. Faccio così, mi si incula. Se faccio così, mi si incula. L'unica cosa che posso fare... Dimmi che ce n'è ancora uno. Già siete congelati. Non gli diamo modo di farci... sì, tua sorella, sì. Tua sorella, ma non c'è neanche nel party mio, quindi... Sì, certo. No, ma sembra giusto. Giustissimo. Giusto. Ok. Poteva andare veramente male.
Adesso hanno creato l'aimbot definitivo, non so se lo sapete per gli FPS. No, conosco gli aimbot e mi diverto sempre nell'andare a vedere i video di persone che streamano e vengono scoperte come dei ladri, perché sono dei ladri effettivamente. Però in che senso definitivo? Penso con l'intelligenza artificiale. Noi siamo ancora di nuovo tutti così. Quindi tanto sappiamo dove poterli comprare. C'è problema. Allora, ti devo abbassare difesa. Proclamazione del paladino. Con i punti magia col paladino potremmo ancora farcela. Sto ancora pensando 49 serro tutti quanti insieme nello stesso posto. Che freddo. Allora, ci curiamo. Torniamo in pace con noi stessi. Senti, caricatelo un colpo, va. Non l'abbiamo mai fatta finora, è la prima volta che ti utilizzo. Ti faccio scendere di nuovo la difesa. E mi metto così. Pure lei però, sorella, vieni qua, dobbiamo parlare. Boom, ti ecco un drago, combatti. Non mi sembra che si fa così. Sì, vai, vai, così. Continua. No, no, ma è giusto. Giusto. Va bene. Qualcos'altro? Ti ringrazio. Allora. Medi. Io c'ho. Fai più male al draghetto. Così. Proprio malissimo. Ti faccio. No, dovrei skippare tutti. Qualcosa che. C'ho qualcosa che mi dà un po' di difesa tra gli oggetti. Vediamo se distraendolo un attimo così come la prende. Praticamente è un sistema che usa un programma per far spostare meccanicamente un mouse e l'anti-cheat non lo sgamma. 20% più veloce dei migliori giocatori e non sbagli praticamente mai. Cazzo, sono dei fottuti geni perché effettivamente collegato ad un mouse come periferica esterna il computer vede comunque che c'è un mouse che si muove, quindi minchia, sono dei fottuti geni. Bene, e il mio ingresso in qualunque tipo di gioco competitivo presente da qui all'eternità che mai uscirà su questa terra non mi vedrà mai. No, tu con questo attacco 2 non andiamo proprio bene. Toglilo un attimo per piacere perché non. No. Oh, il congelamento non si toglie, perché me lo rimette ogni volta che mi fa l'alito ghiacciato. Ok. Hai cagato il cazzo, Ci siamo, mi ricuro. Come posso interrompere questo loop e ottimizzarlo un pochino? Ancora la protezione contro gli attacchi magici perché lei è una grandissima sorella.
Posso provarla un attimo così. Saperlo, gli devo dare qualcosa contro la debolezza al ghiaccio a Stroll. Ok. Va benissimo già così. Già così va benissimo. Allora, noi siamo messi in maniera normale. Solo facciamo poco danno perché siamo congelati. Quindi vediamo un po' se riusciamo a scaldacuore. Prendere tu abbassagli la difesa e tu vai. Minchia, comunque lei è diventato un cazzo di tancone assurdo. Sorellina, prego, come lo Stormtrooper Trans introdotto dalla Pierluigi, guarda, detto, esco proprio dalla situazione di aver visto con questi occhi Dragon Age e c'ho una scena in mente. Non è solo per quello che viene detto in questa scena, è l'insieme, ragazzi, c'ha dei dialoghi quel gioco che non so. Veramente io la merda l'ho toccata negli anni, cioè sono sceso in certi punti della mia vita dove giocavo a cose dove col senno di poi ho detto ma chi cazzo me l'ha fatta fa, perché metti che siano particolari, ma ho sempre cercato e tuttora gioco soltanto a titoli che mi trasmettano qualcosa, cioè ci sia una certa sintonia. Ragazzi, è come se avessi avuto davanti un alieno. Non so manco come spiegarvelo a parole. Quindi, guarda, preferisco lo Stormtrooper Trans introdotto dalla Disney, Pierluigi. Ho usato gli oggetti inutilmente, a quanto sembra, ma va bene così. Credo sia stata una delle poche volte in vita mia. A me piacciono i videogiochi, penso di averlo dimostrato. No, Pierluigi, cioè, guarda, a me piacciono i videogiochi, come stavo dicendo. Pure se qualcuno vuole mostrarmi un titolo, qualcosa che io non conosco, io do, così come nella vita vera, do una possibilità sempre a tutto e a tutti. Lascio parlare, lascio che mi si mostri cosa mi si vuole mostrare e io sono ben felice di vedere se ci può essere sintonia, feeling tra di noi. Non ho mai rifiutato di voler vedere un gioco in vita mia e non mi sono mai tirato indietro. E quando ho detto a qualcuno, dai, fammi provare sto titolo, almeno un'oretta e mezza, 2 ore sono stato a vederlo. Il nuovo Dragon Age, ragazzi, penso sia il primo gioco in tutta la mia vita. Io dopo mezz'ora per tutta una serie di cose. No, raga, ho detto al mio amico no, spegni, perché sinceramente... E stiamo parlando di Dragon Age. E sta avendo 10. Ma sono io diventato imbecille? O c'è qualcosa che non va, ragazzi? E non è tutto il discorso woke, perché ho visto anche alcuni che ne hanno parlato e mi fa piacere sta cosa. Andatevi a vedere il video di Raiden dei Player Inside. Il problema di quel gioco è che ha una facciata palesemente woke, esagerata ed esasperata in modo esagerato, ma non è solo quello il problema, ragazzi, è l'insieme. Cioè a me mi sembra una cosa fatta tanto per, ci hanno buttato un paio di cose detto via, vai così. Ma che so i dialoghi che ho sentito, raga, ma non... Pierluigi, l'ultimo Star Wars a confronto è un Game of the Year.
Ricordate che vi dissi non porterò mai in live un gioco come Star Wars perché me l'hanno rovinato, eccetera, eccetera. Ci sto ripensando sinceramente, che dopo quello che ho visto ieri, vedere il nome di Dragon Age trattato e gestito in questo modo, no ragazzi, no, 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 ma che cazzo stiamo dicendo, ragazzi? Penso avete sentito anche voi la questione riguardo... cos'era le flessioni? C'è un punto che mi ha fatto pure una battuta sto mio amico. Mo correggetemi se sbaglio. C'era una scena detta sua dove sembrava fosse successo un casino e quant'altro. Che cerco sempre di non farmi fare grossi spoiler perché chi lo sa, magari mi viene la frenesia di prenderlo, lo portiamo in live e lo commentiamo in live. Non lo so, quindi ho preferito non farmi fare spoiler. Ma mi ha raccontato di alcune scene che lui ha visto dove, non dico sembrava scritto da un bambino che vede il mondo pieno di arcobaleni e con la famiglia della Mulino Bianco che lo aspetta a casa. Cioè, io se volete vi posso dire... allora ecco, Francesco, mi sto ricordando bene. Io vi posso dire la scena a cui ho assistito. Io ho visto una cutscene, ho detto no, 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 ragazzi, no. C'è stato questo punto, vi giuro, sono riuscito anche a trovare la clip, dove era? Su Instagram, mi sembra, oggi l'ho fatta vedere a mio fratello. Si è arrivato a un punto dove ci sono delle persone sedute ad un tavolo, arriva uno dei personaggi, dice ecco, tieni, queste sono le tue verdure, si siede. Ah, io comunque non sono binaria. Dice anche alcune cose penso di trama che mi ricordo dei nomi un po' particolari, quindi penso sia cose di ora dico io, no? Dico io. In un gioco dove la storia è importante, che stiamo parlando comunque di un RPG tema fantasy con una storia di un certo rilievo, a me che cazzo me ne strafotte, tra virgolette, che tu sei non binaria. Il tuo non essere non binaria non fa in modo che i draghi non attaccano i villaggi e uccidono le persone. No, sir, guarda, sto incazzato in un modo che non hai proprio idea. Mi è venuto lo schifo. Perché si sta prendendo una piega che non coinvolge soltanto l'aspetto woke che forzatamente si sta gettando a forza in un titolo. Si mette ancora di più quello davanti, facendo venir meno tutto ciò che c'è dietro. No, sir, sono stato così intossicato pure stamattina che io sto continuando a pensarci, perché poi giri su internet, ti vedi le recensioni, vediamo se è un bel gioco questo Dragon Age, e ho visto, contate, 6 recensioni di persone italiane e non. Il punto principale sul perché era un bel gioco? Perché nel menu principale, nel menu di creazione, puoi mettere il pronome e la pronuncia. Ma che cazzo stiamo dicendo, ragazzi? Ma veramente qua siamo arrivati a questo, dai. Va bene l'inclusione, ma un gioco non è bello o non è bello se presenta o non presente tematiche woke o no. Un gioco deve avere un gioco, una trama, un buon gameplay, bella musica e divertirci. Altre cose devono stare fuori, porca la puttana. Se volessi vedere o sentire di politica, ma venga porta a porta con Bruno Vespa a questo punto. Non mi metto a giocare. Sto lasciando un po' prendere la mano, scusate ragazzi, ma la piega è brutta.
Perché mi dispiace essere volgare, ma 7 testate hanno dato 10 a questo titolo. Ma che cazzo avete giocato? Cosa? Dove avete messo le mani? O come diremmo a Napoli, cambiate spacciatore, vi dà cose buone, cose cattive, prodotti scaduti. Rivolgetevi sempre a spacciatori di fiducia. Porca la miseria. Meglio, Francesco, molto meglio. Agitate il bastone. Che cazzo agiti a fare il bastone? Che questo ci sta per fare fuori. Porca la miseria. No, qua devo fare solo... Che già prima solo a San Gennaro per uscire vivo da questo fight. Scusate se mi sono un pochino infervorato, ma ragazzi, va bene riderci su, va bene scherzare, ma la situazione sta prendendo davvero una bruttissima piega. Cioè, se Dragon Age ha preso 10 a Re Fantazio, voglio che gli sia dato 11. Lo esigo. E appunto quello è il problema, sir. Se davvero si vuole iniziare non a fare giochi, ma a fare... È altro. Io quello che io non ho visto un gioco, ragazzi, non l'ho visto. Non l'ho visto. Mi è sembrato sotto un certo punto di vista, e a questo punto anche dicendolo pure io mi viene da prenderlo quando scende di prezzo, perché io a prezzo pieno non lo pago, preferisco andare a pagare qualcuno per strada e farmi dare il sacchetto degli escrementi del cane. A questo punto scende di prezzo, lo voglio proprio vedere, voglio vedere questo gioco da 10. Sì, Francesco, voglio andare fino in fondo a questa storia. Sotto i coglioni. Drago, basta. Avessi trovato una persona, una... Ho chiesto anche un pochino in giro su qualche zona, un pochino così. Ragazzi, perché è bello? Oh, nessuno mi ha dato una risposta. Una. No, però, no, perché... E quindi? E non mi si dà risposta, non... Cioè, veramente, sono io imbecille che non capisco il gioco. Ma... Io vi invito a vederlo. No, Francesco, ti giuro. Io in passato ho solcato il mare. In questa ciurma di pirati noi siamo capitati cercando quel tesoro che si chiama crack. Ci sono passato pure io. Beh, mi devo fare una clip perché mi è piaciuto questo jingle. Ok. Francesco, ma no... Io dovrei mettermi a andare a vedere, rischiare la galera, la multa, per provare quello che ho visto? No, Francesco, no. No, Francesco, no. No, ma non esiste proprio. Non, assolutamente no. Io sono fedele al sacro codice della pirateria. Non mi dispiace. C'è un problema, dovevo caricare i punti magia. Allora, facciamo così. Switch. Recupera PM. No, con 50 dovremmo farcela.
Ha anche dei pregi, per l'amor di Dio. Graficamente, devo dire la verità, quello che ho visto non mi è dispiaciuto. Non mi ci sono soffermato a vedere un pochino meglio. Però. Insieme. Mi piace vedere un bel quadro dipinto bene, ma se sul quadro ci sono delle feci che camminano, per me, poi può essere considerata l'opera d'arte più bella del mondo, per l'amor del cielo, ma per me rimane merda. E Francesco lo sa perché molte volte amorevolmente ci bisticciamo su questo. Tu sai che io do una possibilità a chiunque, Francesco. Feci che camminano, lo vedrei subito. Stai scherzando? Beh, quello poi perché c'è dicendo un'affinità di carattere, mettiamola così. C'è un vecchio game che si chiama Nantucket. Italiano, te lo prendi con 2 lire e ti diverti. Non sarà AAA, ma a me diverte sempre molto. Ma è Pierluigi, mi credi? Io amo letteralmente il mondo indie. Noi le soddisfazioni più grosse come giocatori le stiamo ricevendo da lì. Io personalmente mi sto divertendo molto di più con alcuni titoli indie che trovo che rispetto a vari giochi AAA, quadrupla A, quintupla A, 6A, 8A. Poi su tutte delle merde, quindi ste A forse significa a merda. Perché se no non si spiega che un titolo che è costato $milioni, proprio ti metti là, ti dura quelle 5 ore, infiniti problemi, e lo paghi 70 euro. Mentre invece ti vai a comprare un bel titolo. Io ci ho puntato The Black Square e appena possibile lo devo prendere. Sto sentendo le persone che ne parlano eccessivamente male per questo. Sti cazzi, 20 euro mi sembra che costa. Lo prendo e mi ci diverto molto di più che se prendessi qualunque altra cosa. Fate un annuncio, fate il passaparola. Cioè, avvisate tutte queste persone che stanno vedendo e elogiando Dragon Age. Ma volete un bel gioco a tema? Draghi, combattimenti, azione, avventura, mistero, fascino. Giocate Re Fantazio. Ecco. Che si sta insinuando in me, Francesco, quella cosa che ho visto una scena. Io alla fine, guarda, vi posso dire pure il tempo. Tempo che parlammo. Fece vedere un pochino il battle system, ma va bene, va bene. Io preferisco toccarlo con mano e sapendo che c'erano dei problemi relativi a questo titolo, ne stavo sentendo già nei giorni precedenti. Visivamente e sapendo che il mio amico sa giocare discretamente bene, però mi riservo di toccarlo con mano, visto che ero lì comunque di passaggio. Non volevo stare lì, ma preferivo stare con gli amici. Però la curiosità di sapere fino a che punto si sono spinti. Anche perché ora non so il mio amico dove è arrivato, si è fatto delle scelte. Però mi ha detto una cosa riguardo al fatto che le scelte è come se non... Hai scelto? Sì, ma tanto faccio come dico io. Quindi che cazzo di scelte ci sono? Quindi credimi, la voglia di vaffanculo, l'ho sconfitto. Primo try e ci stava per uccidere. Io ho la curiosità di prenderlo e provarlo e farcelo tutti insieme in live, fermarci e commentare ogni cosa ci sembra in un certo modo. L'idea c'è. Ma che cazzo stai...
Ma io ci ho messo 3 ore per buttarlo giù, tu l'hai resuscitato. Ma stai bene? Ma stai bene? C'è un problema qua. Allora, tu però adesso non dovresti avere i potenziamenti, scusatemi. E forse ti si è tolto... No, no, che fai? Vai indietro. Torni indietro, Stroll. Fermati. Non posso continuare col loop come ho fatto finora. Ma devo fare diversamente. Quindi, ritorniamo. Allora. Facciamo così. Inizia a scendere la difesa. Proclama. L'attacco dovremmo reggerlo. No, questo mo fa attacchi nuovi. Però riesco a prendere mezzo turno da qui. Io se faccio sta cosa devo solo riuscire a cambiare lui. Francesco, segniamoci sto nome, feci che camminano. Alla prima occasione vediamo di utilizzarlo. Allora. Dato per 3. Allora, faccio 1. No, devo fare così. Gruppo. Inizio a cambiare loro 2. Anche se lei sarebbe molto meglio. Faccio. Allora, stiamo a fare così. Devo giocarmela coi mezzi turni. Allora, fuoco. Super fuoco. Facciamo recuperare. No, tutti no. Non è che ci faccio tantissimo. Allora, gliene do altri 100. Lanciamo. Momento della difesa a tutti. Possiamo prenderci un altro mezzo turno. E alziamo la difesa a tutti. Vai, vieni Drago, vieni. Vieni Drago, vieni. Capito però che cazzo ti incazzi a fare? Allora. No, lui proprio con l'attacco al massimo ce l'ha proprio. Vabbè. Allora. Faccio un medico lei. No, riesco a tornarci. Ok, almeno così siamo un pochino più al sicuro. Poterello. Quanto ammonta il danno? Vabbè, 4,97. Comunque è piena di punti magia, quindi potrebbe andare. Scendere ancora qua. E facciamo la proclamazione, ok. Ottimo, ottimo. Ottimo. Allora, mezzo turno. Grande turno. Ho paura che devo farlo velocemente perché se si riprende lei lo ricura ed è un problema. Scendiamo l'abbassamento della difesa nostro. Questo non lo dovevi fare, Stroll. Ah, Stroll, birichino che non sei altro. Mezzo turno.
ちょっと落ち着くべきね。これで行くわよ。 Facciamo così. Sì, sì, vai, vai. Vai tranquillo. No, no, vai, vai, vai tranquillissimo. Ma non farti proprio nessun tipo di problema. Ok. Il malus si è tolto. Ok, quindi siamo di nuovo base. Allora. Te lo estendo ancora. E vaffanculo, ti ho fatto il critico. Aumento della difesa a tutti. Grande fuoco. Grande fuoco. No, no, no. Era un piano perfetto. Allora, facciamo così. Non vorrei mi resta senza. La sorella. Dai che tuo fratello al tempio già l'ho fatto fuori. Allora. Ripetiamo. Cura. Tanto adesso riusciamo a fargli più facilmente male. Fuoco. Fuocone. Non lo mancare che ti meno. Ok. Meno simbolicamente, L'affondo. Sì, così si trattiene. Proclamazione. Fuoco. E onde rischiare in un super attacco finale che ci sciotta tutti, aumentiamoci ancora di più la difesa. Va bene. Figlio di puttana, se ne fai due di fila, però va bene anche così. Allora, ragazzi, ci siamo quasi. Io dovevo staccare alle 19. Porca la miseria. Allora. Vabbè, non penso che non dovremmo avere problemi. Siamo lì. Quel momento è giunto. Ottimo. Dai il cazzottone finale, dai. No, non era finale. Allora, lui forse Stroll cade. E invece no. Facevi il ghiaccio più un attacco supplementare lo buttavi giù, Il dubbio. Metti che c'è una terza fase. Il signore. No, sir, peggio di una lama celata. Scusa se ti rispondo adesso, ma è successo bordello. Tua sorella, che è nel mio party e ti ha anche attaccato. Linfematica di drago, buono per i punti magia. E alito di drago. Bei punti, belle cose. 3 foglie luminose. Un punto a resistenza. Facciamo un punto a magia. E via. Sì, ragazzi, salite tutti. Sì, sì, salite, salite. Salite un attimo. Francesco, ci sei ancora? C'ho l'idea definitiva. Dimmi che ci sei, prima che me ne dimentico. Creiamo una collana di NFT facendo dei piccoli personaggini a forma di cacca, però con vari costumi e varie cose. Tipo Mr. Enki di South Park.
その命 Cioè, non copiamo quello stile perché sennò ci arrestano subito. Allora, tu devi morire perché... 姉さん Ma non sono tanto convinto che ci ha messo la maledizione al principe. Cioè, non si spiega. 冷静に人なんか殺せるはずない混乱して無我夢中で呪いをかけて Confessa che ti piace, Francesco. 気づいたらこういう術になっていたのジュナあなたよく夢を語ってくれたわね Facciamo la cacchina greco che è quella che vale di più. 歌を届ける歌手になりたいって自分は歌で運命を変えてきたニディアの自分にとって歌だけが偽りのないものだ Cioè, ma tu mo sei al lavoro, sei a casa, sei... Fai una pugnetta, cioè, che stai facendo? Dove ti trovi? あなたに夢を見たのやめて今そんな話私姉さんに何もあなたは自由の象徴だった失いたくなかった Ah, già è vero, hai detto che stavi giocando a Payday, scusa. Ok. Io volevo chiederti di giocare se riuscivo a finire presto qua e a mangiare e a prepararmi per dopo. そんなことお気は確かですか Guarda, pezzo di merda, ma l'avevamo capito. 長年交換に取り立てられているわけはお前も知っているこの類の仕事は一族の皆がしてきた Io però continuo a credere che dietro Forden ci sia qualcun altro. しかし遅くを手にかけるなどそんな大それたこと王が連れてきた汚らわしい烙印このままではエルダの血を引くあやつを次の王と仰ぐことに E な gli Elda sono i diretti discendenti degli umani, dai. 近頃別の役 Ok, vedo un pochettino mo qua quando mi fa salvare e vedo di prepararmi qualcosa velocemente. Anche perché ho appuntamento con Christian alle 9 meno un quarto per Control. 烙印の子を打ち Speriamo che non sia una cutscene di 40-50 minuti, se no sono praticamente fottuto. だがルイの仕業に見せかけるには魔力に長けかつ少年のルイに背格好の近いものが必要なのだ賢いお前ならわかるであろう王の心は弱りもはや連合王国を束ねる覇気はないあの様子では遠からず玉座を手放すことになろう国が乱れかねん今こそ正教の意向が必要だ正教を崇めぬ者など排除しなければ国の形が持たぬですが王子殿下には何の罪もこんな非道許されるはず Però intanto お前には血のつながらぬ妹がいたな器量よしでなかなかの美声の持ち主ではないかシュナに何をレラよお前もいずれは一族を継ぐ定め身内に余計な Ah, 境 vabbè. 地など起こしたくは vai con le minacce, Forden. それとも Bravo. Capo della chiesa, ricordiamocelo sempre. Anzi, ex capo perché ci ha lasciato le cuoia. Ok. Ma se non uccidiamo te non può tornare il principe. 両親は権威にへつらい魔法の腕前でしか人の価値を測る Pensavo entrasse nel party, lei, devo dire la verità. ずっと失望の中で生きてきたわそんな中に現れたあなたは私の生きる希望本当に命よりも大切な存在だった姉さんせめてあなたを守りたかったの結局こんな守り方しかできなかったけどなるほど聖女レラあなたに感じていた騎士官独特なマグラを持つわけが
ようやくわかりました。あなたは昔の私と同じ死ぬつもりで生きてきた人。あなたたちがルイの設計図を持って現れた時は心臓が止まるほど驚いた。いつか Quindi poi l'abbiamo data proprio a lei. 考えてはいたけど、まさかそれがジュナだなんて。運命がついに報いを運んできたんだと思ったわ。だからあれ以来あなたにずっと注目してた。失われた秘宝アーキタイプを持つ候補の活躍に、あなたなら私が望む力を持った存在になれるかもしれない。それをこの目で見極めたいと思ったから。 Che senso, どういう scusami? 意味です？ルイはあなたが思っている以上に危険だわ。あの男の望みが単に王になることだとは私にはどうしても思えない。天下襲撃の後、疑いがかかったルイを調べるために一度だけ直に手に触れてマグラの流れを深く読んだことがあるの。忘れもしない。異常なほどの迷いのなさ。魔力が見えたというより、全く揺らぎのない鮮明な絵が頭に流れ込んでくるみたいだったわ。国中にあふれる人間、正気を保てず逃げ惑う人々。あれがおそらくあの男の望む世界。お城や玉座なんて少しも出てこなかった。人間で溢れ返る世界、どういうことだ。奴はむしろ人間を討伐して回っている。 Cosa sa Luis in realtà? でもルイは10年前から一切変わりなく同じマグラをまとい続けているわ。Non mi dica che veneri gli umani come delle divinità per quello che hanno fatto e li vuoi riportare sulla terra, sul mondo? Sulla nostra terra a sto punto, perché le prove le abbiamo già avute ormai. だからドラゴンまで呼び出して試したんだな。俺たちが世界を、弱い者たちの国を守れるのかどうか。あなたたちは十分に力を示した。これで願いを託せる。 Ok, quindi adesso liberiamo il principe e vediamo che succede? じゃあ最後の仕上げに真実を知るべき人たちに。 Noi, dicela no. Dici, cosa sai? どうするの？アルタベリーに集う大勢の信徒に私の言葉を届けます。そのための下準備を演説した時に済ませました。 Quindi ti ammazzo dopo? Quando ti devo ammazzare? Dimmi tu. 演説に Prendiamo appuntamento e boh, fatto. 信徒の意識を自分と同調させるようなことをした本当の理由はこのため？あとはこの仁義の力で魔法を少し強めてやればアルタベリーまで言葉が Così da prendere tutti. Ok. Ci sta. 信徒の皆さん、聞こえますか？ Supremo, sei tu? 頭に声が。声？俺には何も聞こえないが。 C'è uno scatolo in testa, non puoi sentire. Normale. 私はレラ・シグナス。魔法で信徒の皆さんの心に直接語りかけています。聖女レラ様か。まさか町中の信徒に聞こえてるのか。たまげた。なんて魔法だ。王子であると名乗った少年の候補。私は彼の真実を確かめるため Ha fatto una fight in 2 fasi ed è stata molto lunga e impegnativa. 確信を得ました。
信徒の皆さん、彼こそはまごうことなき真の王子殿下であらせ Ok, ら mi れ ha ます scritto anche Chester. 今こそ皆さんに明かさねばなりません。かつて亡くなったはずの殿下、その襲撃についての真相を、殿下の暗殺を企んだのは噂の通り大教主ポーデンです。聖教の力を高め王の座を奪うための蛮行でした。 E la chiesa fa figure in me. A posto. 私こそがその資格、殿下を呪った魔術師だからです。しかし幸い殿下は秘密裏にお城を逃れ、長年の呪いに耐えて今もここに存命しておられます。本当にフォーデン様が死亡者だったの？ Allora, scusatemi un attimo, torno subito. Rieccomi qua. Aspetta, tornato? A posto? No, avevano suonato un attimo il citofono, quindi sono andato a controllare un attimo. Allora, mettiamoci belli pronti. Ma stai zitto, deficiente. こんなやり方で暴露されては止めようがないではないか。フォーデンはすでに行いの報いを受けました。そして私ももう皆さんの前に現れることはありません。罪の倉庫となり下がり、長年国にあだなした代償としてほどなくフォーデンと同じ場所に向かうでしょう。ですが信徒の皆さん、不安に怯える必要はありません。王子殿下とお手合わせしたことで私は確信しました。殿下ならば我ら迷える弱き者たちを力強く認めと守るためにルイと戦ってくださるでしょう。信徒の皆さんが信じれば正しき王の下で暮らせる国となるでしょう。そうなるように心から祈っています。Rella, ti ringraziamo per tutto quello che hai fatto per noi, però è il momento che tu muoia. Oltre al game devo ammettere che la traduzione italiana è ben fatta, mica Sì, sì, fatta veramente molto bene. 何を頼りにか。聖教を守っていたつもりが支えを失った途端動けんとは私もレラの言う弱き者か。
私の役目。 Adesso, zac. ジュナ、ごめんね。守ったつもりだったのに、結局一番辛い思いをさせちゃうわね。ねHo detto una botta, zac, e si risolve il problema. 教えてよ。 Ammazza tua sorella. Qual è il pulsante? どうしたらいい？バジリオ、教えてよ。どうしたらいいの？ジュナさん、信徒たちもきっと悲しむでしょうね。聖女様がいるって安心したばっかりなのに、こんな本当はあまりあなたに見せたくなかったけど、ジュナ、ご覧なさい。Che stai combinando? Che è successo? 私の命は呪いに蝕まれて、Giustamente per questo hai questa abilità. ここに Giustamente. 及んで殺してもらおうなんて虫が良すぎたわね。ジュナのこと、この国のこと頼むわね。 Lei sapeva già comunque di dover morire e si è giocata la sua ultima carta per aiutarci comunque. ありがとう、ジュナ。1秒だって人生を他人に任せ Allora quindi se una persona sembra stronza, forse ha le sue motivazioni per comportarsi in un certo modo. Poi metti Francesco che è stronzo, però vabbè, quello è un altro discorso. Così ci ha aumentato a far salire la popolarità. Ha messo letteralmente in ginocchio la chiesa. Però qualche dettaglio ce lo poteva dire. Ecco, siamo morti. Finito il gioco? No. Giustamente si è risvegliato il principe adesso. Principe, destati, è mattina. Principe, sei fermo da un sacco di anni. Una doccia, secondo me. Principe è troppo uguale a noi, secondo me. Ricorda tanto il finale segreto di Kingdom Hearts 3, però vabbè, facciamo finta di niente. Principe, mamma, è ancora presto per la scuola. No, ma è stato bloccato tanti anni lì sopra, no? Lei comunque è diventata Sora. Non ci scherzo proprio su sta cosa, perché c'è palese. 何やってんだ俺は。兄貴ん時みてえなことジュナさんには味わわせたくねえって。 Minchia, nel giro di 2 ore e mezza sono morte. 1, 2, 3 persone. 守りたいという願いも彼女の本音だった。そうだな。何しろ家族と聖教に Però facendo così effettivamente ha salvato tutti. 投げ打ってまで守ろうとしたんだ。 Lei aveva detto che c'è un legame tra chi lancia una maledizione e chi la subisce. Ne ha pagato il prezzo col suo corpo e credo sapesse che non gli restava molto da vivere. Quindi ha fatto, mettiamola così, un'ottima giocata per il regno intero. Che lei sapeva benissimo con quello che ha passato e con quella che le hanno fatto fare che il male nel regno era così radicato a tal punto da utilizzare una bambina di 12 anni per far uccidere il principe. Effettivamente leva pure il fatto che la maledizione comunque poi le si è ritorta contro e quindi lei già sapeva da tempo di dover morire. Forse per questo tutte le volte che l'abbiamo vista in passato comunque aveva sempre l'aspetto un pochino triste. Si vedeva che c'era qualcosa che non andasse perché ha continuato a vivere cercando soltanto di salvare sua sorella
Forden ce l'ha detto, ha letteralmente minacciato lei. Guarda, se non fai quello che dici, chi ti è vicino potrà fare una brutta fine. Mi è piaciuta molto l'evoluzione del suo personaggio, devo dire la verità, sono sincero. Bello il colpo di scena prima e come ha gestito il tutto. Brava mamma Atlus, brava. 聖教ではなく聖教信徒の守護者真に教えを守りし者だ信徒の方々の多くはきっと今後も彼女を聖女と呼び続けるような気がします。できれば生きて見届けてほしかったです。 Per Luigi, ti trovi con me? È il gioco Atlus dove ci sono più morti. Diciamo che se fosse stato bloccato per così tanto tempo sarebbe morto per piaghe da decubito. Se fosse un mondo realistico. Guarda, per Luigi al primo umano col braccio, testa, culo a uovo e quant'altro. Non... Oramai la realtà è completamente fottuta qui, quindi. Anche se io continuo a pensare che c'è qualcosa che puzza. Vabbè, penso che utilizzassero la magia. No, a me quello che sta intrigando di questo gioco è che secondo me, parere mio, tutta sta storia del magla, della magia, di quello che abbiamo trovato nelle rovine sotto il tempio, perché ecco, Pierluigi, Sir Francesco, le altre persone faccio ragazzi, quanti persone, salve a tutti, potete pure scrivere, cerco di rispondere a tutti, sono riuscito a unificare un pochino tutte le chat. Siamo entrati in un tempio, siamo scesi giù, ci siamo trovati a Shinjuku, così chiamava quel luogo la mappa, e si vedevano all'esterno delle rovine di un'antica civiltà che sembravano palesemente edifici moderni giapponesi. Quindi io sono convinto che c'è ancora qualcosa che il gioco non ci sta dicendo. C'è del puzzo, ma puzzo pesante. Nelle rovine abbiamo trovato delle prove dove tramite degli affreschi si vedeva che c'erano gli esseri umani, sono apparsi questi draghi e altre divinità. E c'era una specie di scala evolutiva con un esserino che piano piano è diventato sempre più grosso fino a diventare un membro della tribù, non ricordo il nome della tribù in questo momento, scusatemi. Quindi come se le persone, i personaggi che stiamo vedendo fossero discendenti, io credo, di qualche esperimento fatto in passato dall'umanità. È andato tutto a merda perché noi esseri umani abbiamo questa abilità di fare andare tutto a merda. E non sono ancora certo che si sia riformato questo mondo. Credo anche per tutti questi frammenti che si vedono sempre in giro. Non voglio pensare che sia una sorta di realtà virtuale dove in realtà si sta svolgendo qualche esperimento. Non mi dispiacerebbe come colpo di scena, eh. Però continuo a pensare che c'è qualcosa che... È come quando ho giocato a Persona 4. La primissima volta proprio, dico. C'è del puzzo. In realtà è tutto un sogno, sì. Sì, perché alla fine è la risposta migliore su tutto, sir. Ma così tanti morti in un gioco Atlus non li ricordavo. Ah, per Luigi, ma dall'inizio del gioco. Nel prologo dopo... Che? 2 ore e qualcosa. Quando torni in città e già muore il primo personaggio, ho detto, e che cazzo è successo? Siamo gente semplice, siamo abituati a persona. Se muore un personaggio in un persona... Minchia. Che cazzo è successo? E qua nel giro di... ripeto, 2 ore e 40, morte 3 persone. Morte anche male, oserei dire. E noi siamo al secondo posto. Rella, la candidata al secondo posto, non c'è più. I fedeli che parteggiavano per lei ora daranno il sostegno al principe.
Quindi adesso noi avremo anche chi ancora fa parte della Chiesa contro. La sconvolgente rivelazione di Rella fece il giro della nazione grazie ai piccioni viaggiatori dei banditori e al calar della sera giunse anche a Grand Trad. 王子を呪ったのが聖女レラ様。しかも罪の贖いにお命を。まあ仮に生きて戻られたとしても王族。 Vai Francesco, io mo cerco di trovare un punto di salvataggio e vedo di mangiare pure io qualcosa. Se riesco a collegarmi a tempo ti contatto. Mi raccomando, mangia tutto e ci vediamo dopo. Viene anche Gianmarco stasera. Ora però, visto che il principe vero è tornato in piedi, come la giustifichiamo sta cosa? Che cazzo si è inventato Mon Luis? 候補からの書簡です。正直これを皆さんに読み聞かせるべきなのか迷ったのですが、我ら公事人も職責を果たそうということになりました。これが読まれているならば、レラは死に王子を名乗る少年が勝ち残ったということだ。もはや玉座に手が届くだけの指示を得た者は Noi stavamo tipo al quarto millesimo posto, una cosa del genere. 無意味に噛みついてくれば無意味に命を散らすであろう。このルイか少年か王冠を受けるのは2人に1人だ。 Posso manco dire tu no perché c'hai le corna, perché la verità si vedono. 全王の定めし期日を待つまでもない。 どちらが王にふさわしいか白黒つけようではないか。 Mi dà bene la voce di Luis il banditore, però. 私は王との大聖堂前にて一騎打ちを提案する。 Ah, proprio diretto, va bene. 獲物も頭数も好きにせよ。束ねる力もまた器。このルイがもろともに打ち砕いてみせよう。 以上がルイ候補の書簡となります。 Fa le imitazioni, sei bravo. やっぱり決闘だ。ルイなんかが上に立ったら大変だ。王子様を応援するぞ。ルイ様が最強よ。地上王子なんて血祭りにあげちゃえばいいわ。 Ragazza, permettimi col cuore. Sei una deficiente. Te lo dico, però. うちの人が前に言ってたっけね。撃とうとすれば撃たれる覚悟も必要になる。玉座を狙ってる男に挑めば玉座への道を背負わされるってことかね。とにかく生きて戻りなよ。私らの望みはそれだけさ。バカな。レラ Suka, siete corrotti, siete marci, siete lezzi. あやつ、ここでは昇進なふりをして初めから裏切る気だったのか。まだだ。腕利きを集め、レラのさらなる後釜として立候補。さて、今さら勝てる見込みはあるで Queste capacità politiche sotto lo zero, con un consigliere appena decente avrebbe già stravinto. Luis sa qualcosa, cioè sa come funziona questo mondo e le sue basi, quelle vere. È stato anche deficiente prima quando è morto l'altro personaggio, eravamo tutti di spalle a piangere il compagno caduto, bastava un attacco ci uccideva tutti, fatto a posto. Aveva anche la lancia in mano che poteva attaccarci benissimamente, non avevamo la protezione del re, quindi può essere fantasioso quando vuole, ma la politica quella è. Un po' di cazzatine effettivamente le ha fatte. Però ha un piano. Piano di merda, piano che fallirà, però comunque ha un piano lui. Allora,
12-9 notte. Ha detto il 24, quindi abbiamo 11 giorni per prepararci, ok. Ok. Ma noi possiamo andare dal principe? Fatta una doccia? No, ho solo una sorella in un blocco di ghiaccio, così. Tutto a posto. Ci poteva lasciare l'arma a meno la sorella. Brava. そうか、わかったけどな、今すぐ殿下の居場所へ駆けつけるってのはよした方がいいな。 Anche perché sembra che stiamo arrivando alla fine del gioco, ma credo ci sia di più. Mi sembra troppo scontato. Andiamo da Luis, battiamo Luis, diventiamo re, vissero tutti felici e contenti. No. No, c'è qualcosa per forza. Ok. 9月24日、王都の大聖堂にて待つとさ。今度こそ大勢の見てる前で白黒つけようってか。向こうも準備してくんなら。Non funziona così perché Luis ci ammazza. A Luis gli devo fare un culo così, gli devo fare. Anche perché adesso c'è nuovo giro di quest, nuovo giro di taglie, potenziamenti. Non abbiamo lottato proprio in questo. Ci siamo visti un film insieme stasera, ragazzi, più che altro. C'è stato un fight ed è stato bello impegnativo. Aspettate un attimo. Ma sembra che abbia creato una magia mai vista prima. Ok, volevo essere sicuro di aver letto bene. In realtà lui farà attaccare prima a noi, così la faccia del sovrano ci farà fuori. No, il sovrano ha tolto che Sir sei entrato dopo. Durante l'ultimo incontro con Luis. Allora, riassunto, noi abbiamo fatto un piano. Avevamo trovato una lancia che poteva attaccare i contendenti indipendentemente dall'essere protetti dal re. Abbiamo attaccato Luis, lo abbiamo trafitto, sembrava fosse morto, è riapparso il giorno dopo come se niente fosse e ha ucciso il capo della chiesa. Ci siamo incontrati di nuovo tutti insieme il giorno dopo. Luis ha letteralmente rivolto lo sguardo al cielo e ha detto al re: "Oh, noi qua vogliamo combattere." Camma fa, di origini napoletane anche lui. Il re ha detto va bene, ha tolto la protezione a tutti, quindi ma adesso ci si può attaccare tranquillamente e possiamo essere attaccati da chiunque. E noi possiamo attaccare chiunque. Ok, allora. Non mi vuole far salvare, vabbè. Sì, va bene, va bene. Ok, tu dacci taglie quest, dammi tutto, dammi tutto. Ok. Anche qua una lettera di sfida, ma quanto è stupido il protagonista? Potrebbe rifiutare concedendo scuse valide. La parete dice... Ehi tu, principe, ti sfido a duello il giorno 24. No, quel giorno non ci sono. Capita. Allora, io salvo. Vado a mangiare qualcosa perché, volendolo dire in modo tranquillo, sereno e pacato, come sempre ci rivolgiamo sul canale, tenga una cazzo di fame, detto un attimino così tra di noi. Io vado a mangiare e vedo un attimino di liberarmi velocemente per sentirmi con Francesco. Se volete continuare a seguire il Re Fantazio, a parte che appena possibile ho iniziato un lavoro, quindi mi sto regolando un attimo con gli orari e come gestire il tutto, però domani pomeriggio il Fantazio sarà ancora qui, penso dalle 5. Poi vediamo di settare un giorno fisso a settimana, così torniamo un pochino a vederci, a sentirci un pochino di più.
Allora, io stacco e di sicuro mi collego dopo con Control. Facciamo un po' di Control. Sempre lavoro da colleghi? No, quello no, non sono più al villaggio lì. Là forse sarà una storia per il prossimo anno. Chi lo sa? Chi lo sa? Quindi al momento a Safadì non siamo più colleghi. Meno male. O lotti così tanto contro Sir o finisci per diventare come lui. No, 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 sto facendo un'altra cosa tramite computer, gestione dati, eccetera, eccetera, in smart working, quindi ho iniziato da poco, ho perso le ultime settimane per studiarmi un pochino il tutto e capire la situazione, mo è la prima settimana che sono operativo, quindi sto cercando di capire bene i sistemi, di non fare cazzate soprattutto, e vediamo come va. Quindi una volta sistemato per bene gli orari e le questioni di lavoro, ci possiamo mettere e far risorgere di nuovo il canale a nuova luce. Anche perché arrivano i fondi, ragazzi, nuovi titoli, nuove cose. Quindi, piano piano, è stato un periodo di bassa, anzi di zero, visto che in estate non sono proprio riuscito a streamare, però stiamo tornando. Cioè, siamo tornati, però... Capito? Volevo fare tipo una stagione 2, una cosa un pochino più... E non c'era stata ancora la possibilità. Sto cercando di costruirmi i mezzi per portarvi più cose in modo migliore e non a capecazzo. Se viene, viene, se non viene, non viene. No. Quindi... Io adesso vado a mangiare, ok? Se no se inizio a parlare non la finisco più. Ragazzuoli belli. Per le 9 massimo io sono collegato, quindi se vi fa piacere, buona cena anche a te, Sir, buona cena Pierluigi. Francesco, possa tu fare un ruttino e ci vediamo per le 9. Poi non so ancora cosa facciamo con Gianmarco dopo, anche perché stiamo un attimino decidendo. Quindi comunque, ragazzi, se volete passare, la vostra compagnia ci fa piacere, anche di Sir. Devo fare un cartello? Accettiamo anche i Sir. Secondo me ci può stare con la faccia di Sir. Beh, secondo me è una cosa carina. Ragazzi, buon appetito anche a voi. Ci vediamo più tardi. Re Fantazio, sei quello che sei. Tu, Dragon Age. Mamma mia. Ah, che poi chiudo dicendovi una cosa. Non vi ho detto la cosa più bella prima. Quella cutscene di cui vi ho raccontato. È bella come finisce. Bella come finisce. Perché se non ricordo male, le mie orecchie mi sembrano di aver sentito questa sequenza di frasi. Qui ci sono le verdure. Ah, io sono non binaria. E la risposta successiva è stata: e che cosa significa? Ragazzi, state facendo voi il gioco. Cioè, se fate parlare le persone, fate spiegare. Nega. E ricordiamo sempre, sempre, non ce l'ho con Dragon Age perché ha elementi walk. Magari avesse solo elementi walk, magari uno si farebbe una giustificazione, si troverebbe un po' di... No ragazzi, il problema è ben altro. Vabbè, lasciamo perdere. Buon appetito a tutti, ci vediamo dopo.